Un anno fa veniva inaugurata Villa Alba, una struttura rivolta a giovani con disabilità, da affiancare nei fine settimana al lavoro svolto ogni giorno dal CEOD di Fontanelle. 12 mesi dopo la soddisfazione per i risultati ottenuti è tanta. Abbiamo iniziato un corso di pasticceria, corsi di cucina, la pet table con i cani, e quindi stiamo veramente facendo cose importanti. Villa Alba, che anche con l'ausilio di questo nuovo pulmino si occupa di progetti di inserimento sociale per le persone diversamente abili nei weekend, ha un nuovo obiettivo da raggiungere. È quello di aprire Villa Alba tutta la settimana. Tutta la settimana, quando i ragazzi non frequentano il CEOD, possono essere operativi a Villa Alba. Inclusione dunque, ma Villa Alba è anche e soprattutto sostegno alle famiglie. Anche le famiglie sono in difficoltà durante la settimana, ma il fine settimana hanno qualcosa di poter essere sollevati per le loro cose, anche per un rapporto di coppia. È un grande esempio di come proprio i genitori e le famiglie si mettono a fianco alle istituzioni per dare vita ad un percorso alternativo e un percorso che pensi ai figli nell'ambito della legge del dopo di noi.